Neanche il tempo di brindare alla vittoria nelle regionali e Luca Zaia mette già nel mirino il prossimo passo verso l'autonomia. Il percorso non è affatto finito e l'autonomia rimane la madre di tutte le battaglie, pacifiche, come il governatore ha spesso avuto modo di sottolineare, del Veneto. Oggi il Veneto è molto più autorevole di quando l'ho ereditato io nel 2010, è un Veneto rispettato, non è più colonia di Roma, non è più periferia dell'impero e penso che l'autorevolezza che ho fatto guadagnare a questo Veneto poi pagherà sui tavoli delle trattative. Esatto. A urne chiuse e risultato acquisito, quindi resta da capire da dove si ripartirà con il percorso dell'autonomia. Si riparte da dove siamo rimasti fermi, nel senso che noi abbiamo fatto tutti i compiti per casa, abbiamo fatto tutto il lavoro che serviva a fare, abbiamo già consegnato la nostra bozza di contratto che Roma potrebbe firmare anche subito e penso che questo sia assolutamente utile per noi. L'autonomia comunque è una realtà, nella discussione con il governo, nei discorsi del Capo dello Stato, è in linea con la Costituzione e prima o poi arriverà. Fra le tante chiamate ricevute da Zaia c'è anche quella del ministro per le autonomie Francesco Boccia. Io ho risposto simpaticamente, mi ha chiamato per firmare per l'autonomia, però sa benissimo il ministro Boccia che noi su questo non transigiamo, nel senso che vogliamo assolutamente portare a termine il progetto. Gli ha anche detto Roma non deve dormire sogni tranquilli? No, non l'ho detto il ministro Boccia, lo dico in generale, lo dico perché comunque noi veneti abbiamo fatto un referendum che è ufficiale, la Costituzione ci dà ragione, siamo in linea con la Costituzione e l'autonomia ci spetta.